deflazione fino ad arrivare al pericoloso coefficiente zero a causa di crisi energetica e inflazione. Il 2022 dell'economia veneta nel report della Banca d'Italia, ma con i fondi del PNRR nel 2023 reggeremo l'urto. Torna a riunirsi la conferenza delle regioni che fa propria la proposta del Veneto di un manifesto per l'autonomia. Zaia, così definiamo le condizioni minime a cominciare dalle prestazioni. Manovra di bilancio, sono le briciole alla sanità, così le sigle sindacali unite sono pronte allo stato di agitazione. Il senatore del PD martella, risorse talmente basse che è a rischio la stessa sanità pubblica. Bullismo shock nel Trevigiano, una mamma racconta: mio figlio sta male, mi ha detto che preferisce morire piuttosto che andare a scuola, pronta la denuncia, intanto il bimbo di 11 anni è stato ritirato dall'istituto. Prima vengono sorprese a rubare da un turista che reagisce, poi urlano entrambe: sono incinta, chiamate la polizia. Il video delle borseggiatrici in azione nel centro storico di Venezia. Misteriose frecce conficcate nei giardini delle abitazioni del quartiere Guizza a Padova, la segnalazione e il racconto dei residenti impauriti e i nostri microfoni. Sprofonda il terreno e si apre una voragine nel parcheggio di un condominio di Vicenza, intervengono i vigili del fuoco, mistero per ora sulle cause. 15 sacchi con 50 kg di rifiuti raccolti in due, la sfida dei bimbi della scuola elementare di Gambarane di Mira nell'iniziativa Plastic Free del comune. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Apriamo dunque con l'economia. Economia veneta a crescita zero. Dopo la robusta ripresa della prima parte dell'anno, la crisi internazionale degli ultimi mesi colpisce anche le aziende della nostra regione. Noi abbiamo visto nel 2022, in quest'ultimo semestre, un forte affievolimento della crescita. Ormai siamo arrivati a un livello di crescita quasi zero, no? Anche in Veneto. Nei primi 6 mesi del 2022 l'economia del Veneto è cresciuta del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma da quest'estate l'indicatore elaborato dalla Banca d'Italia sullo stato di salute della regione è iniziato a calare drammaticamente, collocandosi a settembre in territorio negativo per la prima volta dall'estate 2020. Di fronte alla nuova crisi che avanza, comunque, proprio dalla sede di Venezia della Banca d'Italia arriva l'invito a non fasciarsi la testa prima di rompersela. Adesso non ci sono elementi certi per poter parlare di recessione. Le stime per l'andamento dell'anno prossimo oscillano tra un lieve risultato positivo e un risultato negativo di un punto e mezzo percentuale. Il 2023 sarà un anno difficile in un quadro in cui già oggi l'incertezza e l'inflazione rappresentano due fattori destabilizzanti. La crisi è globale ed innescata in primo luogo dagli aumenti dei costi energetici che hanno indotto molte aziende a cercare una via di fuga dai rincari. Nei primi 6 mesi dell'anno le imprese hanno cercato di rinegoziare i contratti, hanno cercato di traslare gli aumenti delle materie prime, quindi anche dell'energia, sui prezzi, o hanno ridotto i loro margini. Quello che pensano invece di fare nei prossimi mesi è essenzialmente una ricerca, come dire, di altre fonti di approvvigionamento. Chi dovrà chiudere e chi sopravviverà dipende da molte incognite: il settore, le dimensioni dell'impresa, quanto sia energivora, quanto dipenda da mercati esteri o nazionali. Ma nel 23 il Veneto dovrebbe reggere l'urto, per quanto fatturato nel 22, per l'iniezione di fondi del PNRR, per quella selezione naturale di aziende provocata dalla crisi finanziaria del 2008 e da quella del Covid. Anche nel Veneto noi abbiamo imprese abbastanza consolidate e questo è confermato dall'offerta di credito che in questo momento viene offerta tranquillamente. Autonomia e sanità è tornata ad unirsi questa mattina alla conferenza delle regioni alla presenza del ministro Roberto Calderoli. Il Veneto è stato rappresentato dall'assessore al bilancio Francesco Calzavara. La conferenza ha fatto propria la proposta del Veneto, formulata dal presidente Luca Zaia una settimana fa, di elaborare un manifesto per l'autonomia, una sorta di decalogo dei principi condivisi dalle regioni. Si tratta, spiegato nel pomeriggio lo stesso Zaia, delle condizioni minime dalle quali partire. Uno dei punti fondamentali è la definizione dei LEP, i livelli essenziali di prestazioni, che lo Stato deve garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Manovra di bilancio, solo le briciole alla sanità, così le sigle sindacali unite sono pronte allo stato di agitazione.
Pronti alla mobilitazione, i sindacati uniti e compatti hanno dichiarato lo stato di agitazione. Nella manovra, tuonano le organizzazioni sindacali, sono previste solo briciole per la sanità. Bocciati i provvedimenti, niente per personale e servizi, rinviata al 2024 anche la promessa indennità di pronto soccorso. La sanità pubblica italiana è a rischio, dice il senatore Martella. C'è da rimanere veramente preoccupati per la mancanza di investimenti sulla scuola e sulla sanità. Sulla sanità le risorse sono talmente basse che non potranno fare fronte a quelle che sono le esigenze delle regioni, le esigenze per il mantenimento della nostra struttura sanitaria pubblica e per l'aumento dei costi che c'è stato nel corso di questo periodo a seguito del caro energia. Le condizioni di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, divenute insopportabili anche a causa di una pandemia non ancora superata, hanno ridotto il sistema sanitario a malato terminale, continuano i sindacati. Anche il Partito Democratico ha deciso di scendere in piazza contro questa manovra. Faremo vari momenti nei quali di approfondimento e di iniziativa pubblica nei quali presenteremo una nostra proposta di manovra economica profondamente diversa da quella del governo e che pone al centro le questioni del caro energia, quindi degli aiuti alle famiglie e alle imprese, in maniera più efficace di quanto ha fatto il governo, sta pur stanziando circa 20 miliardi e in cui parleremo delle nostre proposte sul lavoro, delle nostre proposte sulla sanità e sulla scuola. Il 3 e il 4 dicembre ci saranno delle iniziative del PD in Veneto. Sempre più giovani lasciano il Veneto per trasferirsi soprattutto all'estero. Negli ultimi 10 anni gli espatri sono raddoppiati fino ad aver portato il Veneto ad essere la seconda regione per espatri nel 2019. Sono stati 15.000 i veneti che hanno lasciato la nostra regione nel 2019, un dato che è stato superiore del 13% rispetto all'anno precedente. I veneti, in particolare i giovani, lasciano la regione con una tendenza 6 volte superiore al dato italiano. Nel 2019 il Veneto si è piazzato al secondo posto per numero di espatri nel corso dell'anno. A sollevare il caso è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, sottolineando una tendenza all'emigrazione con progressiva crescita delle iscrizioni all'AIRE, iniziato a partire dai primi anni 2000 e intensificatosi dal 2011 fino a raddoppiare in meno di 10 anni. Ma cosa fa la giunta Zaia? Con un piano per i veneti nel mondo pensa solamente ai pronipoti di quei veneti che sono emigrati circa 2 secoli fa. E non pensa ai nuovi veneti che espatriano, cercando condizioni migliori dal punto di vista lavorativo, di studio, sociale. Secondo Erika Baldin non solo bisogna fermare l'emorragia creando migliori condizioni per i giovani, ma anche lavorare per un rientro di chi ha lasciato il Veneto. Ho chiesto alla Regione proprio di fare in modo che ci si attivi per trovare una modalità per far rientrare i giovani dall'estero e quindi farli rientrare nella nostra Regione. Queste sono le priorità che deve darsi il Veneto. Bullismo, shock nel Trevigiano. Ai nostri microfoni una mamma racconta: mio figlio sta male, mi ha detto che preferisce morire piuttosto che andare a scuola. Il suo racconto, pronta alla denuncia. Intanto il bimbo di 11 anni è stato ritirato dall'istituto. Ci sono dei bulli da un anno più o meno che proprio li fanno male fisicamente, anche mentalmente. Io voglio che viene finita questa cosa, perché il bambino mangia di unghie, non vuole andare a scuola, abbiamo avuto anche un episodio di pipì a letto, eccetera, non mi va bene. Cioè, questa non è l'Italia che conosco. È un'escalation di violenze, piccoli, grandi soprusi quotidiani, quella che racconta questa donna, vittima il figlio di 11 anni che non trova pace, i segni del disagio sulle unghie rosicchiate, sullo sguardo spento. Sto più male dentro che fuori, dice il bambino accanto alla mamma, che in queste ore lo ha ritirato da scuola in attesa di chiarimenti con il dirigente scolastico. A bullizzarlo sono in 3, tutti del paese, 12enni poco più. Lo inseguono in bici, lanciano petardi, lo hanno anche picchiato, 3 contro 1. L'ultimo episodio sul bus.
Loro hanno fatto delle foto sull'autobus tornando a scuola l'altro giorno e l'hanno detto noi le mettiamo su Instagram e scriviamo delle bellissime cose e sottovoce hanno detto no, non vale niente, è meglio che muori. Meglio che muori, la frase shock più volte pronunciata nell'ultimo periodo dai bulli, parole forti che hanno aperto una breccia nella sua mente di undicenne. C'è stata anche una frase che le ha detto suo figlio molto brutta nei giorni scorsi. Sì, io ho detto guarda, alzati che vai a scuola, no, portami tu a scuola, ma meglio morire di andare a scuola. Cioè, scusami, a 11 anni pensano a queste cose. Ho paura perché 5 anni fa a Londra, mia amica, un'amica di scuola, aveva una bambina di 12 anni che era un po' in carne e le prendevano in giro perché era cicciotta e perché aveva gli occhiali. Questa bambina era come il mio, mangiava le unghie, diceva meglio morire invece di andare a scuola, infatti ha preso delle pastiglie, si è chiusa in camera, la mamma pensava che stava dormendo, era arrabbiata, è morta. Da qui la forza di squarciare il velo, dopo questa intervista seguiranno altri passi. Ho chiamato i carabinieri, il maresciallo è stato gentilissimo, è molto interessato a questo fatto, domani mattina vado a parlare con la preside della scuola e poi subito vado a fare la denuncia. Basta, io voglio denunciare e voglio che questa roba smette. Cordoglio a Taglio di Po per la morte del 56enne Renzo Maccapani, operatore ecologico del comune, trovato morto ieri mattina nella sua abitazione, intossicato dalle esalazioni di un generatore di elettricità a benzina che utilizzava da anni al posto della corrente elettrica in casa per problemi economici. A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo che non lo avevano visto al lavoro. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e personale del SUEM. Scene surreali a Venezia, 2 borseggiatrici riprese mentre tentano di scippare, scoperte, reagiscono gridando, chiamate la polizia, sono incinta. Io sono incinta, tu mi hai picchiato? Chiama la polizia, per favore, polizia! No, queste qui rubano, queste qui sono 2 che rubano i portafogli e una è incinta, capito? Dopo aver tentato di scippare alcune persone in Campo San Polo a Venezia, queste 2 borseggiatrici cercano di passare dalla parte delle vittime piangendo e gridando disperate. Chiama la polizia, sono incinta. Nel video, girato da un cittadino, si vedono intente nell'azione di scippare una persona. Prima prendono di mira un uomo davanti alla pasticceria. Lui si accorge e reagisce tirando qualche pugno. Non soddisfatte, le 2 tentano di scippare un turista, ma anche in questo caso lui reagisce tirando qualche calcio e ritrovandosi con il volto ferito. A quel punto la borseggiatrice inizia a urlare disperata tirando l'attenzione di un passante che, credendo siano state aggredite, interviene in loro difesa. Alla fine le 2 sono riuscite a scappare. Scoperte violazioni per 100.000 euro, la Guardia di Finanza ha intensificato le attività di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti in via Piave, a Mestre e dintorni. Blitz della Guardia di Finanza di Venezia in hotel, ristoranti e negozi di via Piave, Cappuccina e Can Marcello a Mestre, dopo l'intensificazione dei controlli. Le ispezioni sono state eseguite in attività gestite soprattutto da stranieri, culminate con la contestazione di varie violazioni per oltre 100.000 euro e la segnalazione dei soggetti alla Camera di Commercio. In particolare sono stati scoperti 2 lavoratori completamente in nero in un albergo gestito da extracomunitari. Sono anche emersi pagamenti in contanti nei confronti dei dipendenti, cosa non più legale, e sequestrati 13.400 pezzi tra capi di vestiario, articoli di ferramenta e bigiotteria non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo. In alcuni mini market, inoltre, i militari hanno sequestrato 530 bottiglie di alcolici commercializzate senza la licenza prevista di vendita e 250 kg di alimenti tra prodotti ittici e carni in cattivo stato di conservazione. In contemporanea, i Baschi Verdi hanno intercettato in via Cappuccina 2 tunisini senza permesso di soggiorno, che sono dunque stati accompagnati presso il centro di permanenza per il rimpatrio. Infine, nel corso delle procedure di bonifica dell'area, hanno rinvenuto alcune dosi di hashish nascoste tra i cespugli e pronte per essere vendute. E adesso la segnalazione che arriva da un gruppo di cittadini del quartiere Guizza di Padova, dove sono state ritrovate delle misteriose frecce nei giardini delle abitazioni.
Qualche settimana fa, mentre facevamo i lavori di giardinaggio, abbiamo trovato delle frecce in giardino e pensavamo che fossero dei bambini che abitano nelle case qui vicino. Abbiamo chiesto ai vicini e anche loro hanno trovato le stesse identiche frecce. 8 frecce lunghe una trentina di centimetri, questa che ci mostra Chiara non ha la punta, ma le altre che sono state rinvenute nei giardini e nell'abitazione ce l'avevano. Nel quartiere Guizza a Padova qualche settimana fa ci sono stati questi misteriosi ritrovamenti, non solo nei giardini. In un caso una freccia si è conficcata nella fioriera di un terrazzo ai piani più alti. I residenti di Via Bruni non nascondono la loro preoccupazione. Preoccupati abbiamo chiamato i vigili e li abbiamo fatte vedere ed è emerso che sono delle frecce che possono essere tirate da una distanza di circa 30 metri. Le misteriose frecce del quartiere Guizza sono comparse pochi giorni dopo i fatti di Genova, dove un ragazzo che stava festeggiando la nascita del figlio in un bar è rimasto ucciso da una freccia scoccata da una finestra di un'abitazione da un uomo stanco dei rumori provenienti dai locali sotto le sue finestre. Da qui la decisione di alcuni cittadini di fare denuncia nella speranza di individuare il pericoloso arciere. Abbiamo effettuato un esposto al comando della polizia municipale qui del quartiere e adesso loro stanno facendo delle indagini e hanno già provveduto anche a contattare i vicini che stanno qui intorno per comprendere chi magari possiede un arco di questo genere. Andiamo a Vicenza, sprofonda il terreno e si apre una voragine in un parcheggio, intervengono i vigili del fuoco. Una voragine, 2 metri di smottamento, le cui cause sono ancora da determinare. Una parte del cortile di un condominio che dà sull'argine del Retrone in via Fusinato è sprofondata ieri in tardo pomeriggio, abbassandosi, secondo le stime dei vigili del fuoco, in alcuni punti fino a 2 metri rispetto al piano di calpestio. Il collasso avrebbe interessato una lunghezza di 20 metri e una larghezza di oltre 2 metri. I vigili del fuoco, accorsi con il personale di prima partenza insieme al funzionario di guardia, hanno operato sul posto fino a tarda sera nel sopralluogo per capire le cause e i provvedimenti di sicurezza da intraprendere. Una volta accertato che non erano state coinvolte persone o automobili, l'area è stata transennata. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, si è insediato questa mattina il comitato scientifico che la delegazione pontificia per la Basilica di Sant'Antonio a Padova ha individuato per valutare il programma conservativo per il monumento equestre alla Gattamelata di Donatello. Il presidente del comitato scientifico per il monumento al Gattamelata di Donatello è Fabrizio Magani, soprintendente dell'archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso. C'è qualcuno che pensa a uno spostamento. Vittorio Sgarbi ha fatto notare con molta semplicità, diciamo, che prima di prendere decisioni del genere, eventuali decisioni del genere, bisogna capire esattamente come sta l'opera. Attraverso prelievi e quindi analisi chimiche, analisi fisiche della consistenza e della materia della patina. Io mi auguro che sia una patina e che sia una patina buona del bronzo e che cioè non sia, come si dice in gergo, una patina cattiva che tende appunto a compromettere la conservazione del metallo. I componenti del comitato sono stati nominati dalla delegazione pontificia per la Basilica di Sant'Antonio in Padova, guidata da Monsignor Fabio Dalcin. Oltre al soprintendente ne fanno parte Francesco Caglioti, professore di storia dell'arte medievale alla Normale Superiore di Pisa, Maria Donata Mazzoni, già direttrice del reparto bronzi dell'Opificio Pietre Dure di Firenze, e Giovanna Valenzano, professoressa ordinaria di storia dell'arte medievale all'Università di Padova. La direzione dei lavori è stata affidata a Ugo Soragni, già direttore generale alla direzione musei del Ministero dei Beni Culturali. Il comitato scientifico inizierà ad operare, anche con visite sul posto, dalle prossime settimane. È fondamentale salvaguardarlo innanzitutto, poi se i tecnici faranno una valutazione di un certo tipo ne trarremo le conseguenze assieme a Vittorio Sgarbi, che è un amico e persona intelligente. In poco più di 2 ore i bambini della scuola elementare di Gambarare di Mira hanno raccolto circa 50 kg di rifiuti. Noi siamo Plastic Free!
Muniti di guanti, pinze e sacchetti, i bambini della scuola primaria Ippolito Nievo di Gambarare e di Mira, dalla prima alla quinta, hanno raccolto i rifiuti per la strada. Un progetto realizzato tra il comune e Plastic Free per insegnare già dalla tenera età il rispetto per l'ambiente. Sono molto sensibili all'ambiente, insomma noi li educhiamo comunque quotidianamente al rispetto dell'ambiente, quindi loro sono assolutamente consapevoli che devono rispettare la natura e l'ambiente che li circonda. Ho preso una piccola cartaccia di plastica che era nell'angolo. Di solito le plastiche si trovano nell'angolo, quelle nell'angolo sono di solito più difficili. Anche una volta la maestra Sara ci ha fatto uscire nel giardino della scuola e ci ha fatto fare tutto il giro e abbiamo raccolto tutte le carte. Salviamo noi e l'ambiente. Io ho raccolto già 3 sigarette. Un'iniziativa che rientra nell'ambito di un progetto scolastico più ampio sulle tematiche ambientali. Con Plastic Free abbiamo fatto anche un accordo, ogni mese sul territorio insieme andiamo a sensibilizzare e a raccogliere le immondizie. Io credo che chi vedrà questo video dovrà dire: ma quella volta perché non ho buttato la bottiglietta dove andava buttata, perché a raccoglierla oggi saranno i nostri ragazzi e credo che questo debba dispiacere un po' a tutti. I bambini sono di sicuro quelli che potranno in un futuro darci la salvezza per questo mondo e quindi sono i primi a cui dobbiamo rivolgerci per poter dare una mano a tutti noi. Tra l'altro sono molto entusiasti e ci insegnano loro proprio che le cose sbagliate non vanno fatte, invece cosa vanno fatte e le cose giuste che vanno fatte. Alla fine sono stati raccolti 15 sacchi di rifiuti per un totale di circa 50 kg. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Si avvicina una nuova perturbazione che interesserà il centro-sud. Il nostro territorio invece resterà fuori da tale circolazione instabile e il tempo si manterrà buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 25 novembre evidenzia un contesto asciutto. Sulla pianura nella prima metà di giornata avremo nebbie locali ma in dissolvimento con il passare delle ore. A seguire ampi rasserenamenti e non sono attese precipitazioni. Vediamo le temperature, le minime saranno in calo comprese tra 1 e 4 gradi, massime invece oscillanti tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo in genere poco nuvoloso. Su bassa pianura, zone costiere e sui settori più a est avremo una maggiore nuvolosità ma sempre senza piogge. Temperature minime sui 3-7 gradi, massime intorno agli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà generalmente soleggiato solo con delle velature innocue. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 7-8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.